Il Duomo, dedicato ai santi Vito, Modesto e Crescenzia, si è sviluppato negli anni con il crescere dell'importanza di San Vito rispetto al suo territorio. 1565 è la data che si trova sulla campana più antica del campanile del Duomo di San Vito al Tagliamento. È una data lontana che indica l'importanza storica del luogo, del campanile, simbolo dell'inscindibile unità del Duomo di San Vito con il territorio. I rintocchi della campana uniscono la campagna ed il contado al loro centro. Il campanile ed il Duomo sono il nucleo centrale di una vasta area che si sviluppa fino al Tagliamento, fin là dove arriva il suono della campana. La cella campanaria contiene 5 campane con nomi legati al culto dei santi, patroni sia del Duomo che di altre chiese locali. 4 furono costruite dopo la Prima Guerra Mondiale con il bronzo dei cannoni tolti agli austriaci. La quinta, la più vecchia, proviene da Larengo e porta un bassorilievo del santo patrono con lo stemma di San Vito. Un tempo aveva funzione civile e fino agli anni 60, con i suoi rintocchi, annunciava la seduta del Consiglio Comunale. L'orologio, il cui quadrante è ottocentesco, ha un meccanismo costruito nel Novecento dalla fabbrica Solari di Pesaris. Ma com'era l'antico Duomo? Possiamo farci un'idea osservando un dipinto del XVI secolo che si trovava nella cappella della famiglia Altan. Ritroviamo il Duomo con il campanile anche in alcune antiche mappe di San Vito. Era di dimensioni ridotte, a 3 navate, delle quali quella maggiore era molto più alta di quelle laterali. Un disegno ricostruisce quello che poteva essere l'aspetto della semplice facciata del Duomo quattrocentesco. Il portale, fiancheggiato da 2 leoni, era sormontato da un architrave con un'iscrizione in latino e sopra si trovava lo stemma Altan Savorgnan della bandiera. Ora, sia i 2 leoni che l'architrave si trovano in un altro luogo di San Vito. L'iscrizione dice: «Mi aprirò ai giusti come vuole l'Altissimo». Lo stemma ed un busto del Padre Eterno della scuola del Pilacorte sono collocati sopra le porte laterali. Vicino alla chiesa c'era il cimitero, con annesso un sagrato in terra battuta. Il tutto era delimitato da un muretto e all'entrata si trovavano delle colonne sormontate da sfere di gusto classicheggiante, ora ricollocate agli ingressi del cortile della sacrestia. Il fonte battesimale, quattrocentesco, è ora nella chiesa dei Battuti, dove fu trasferito nel Settecento quando il Duomo fu demolito. Il vecchio Duomo fu probabilmente opera di Giovanni da Pordenone
La costruzione fu iniziata nel 1437 e ultimata nel 1486. Ad affrescare l'antico Duomo erano stati chiamati celebri pittori, fra i quali il Bellunello. Al 1488 risale il dipinto più antico del Duomo, il Trittico su tavola del Bellunello, raffigurante la Madonna con il Bambino e i santi Pietro e Paolo con ai piedi un orante. La chiesa fu demolita. L'esecuzione dei lavori fu affidata a Luca Andrioli e nel 1752 il nuovo Duomo era già terminato e consacrato. Ha una semplice facciata rimasta incompiuta, il cui unico ornamento è il bel portale in pietra d'Istria, opera di uno degli scultori Mattiussi. Sopra il portale si trovano lo stemma del comune di San Vito ed un semplice finestrone. La chiesa è a navata unica, lunga complessivamente metri 44,30, alta metri 17 e larga metri 14,75. È ampia e luminosa e si presenta ancora oggi come una delle chiese più fastose della diocesi. Sono dell'Ottocento le pesanti decorazioni delle volte e delle pareti, raffiguranti il Padre Eterno, ricchi paramenti, fiori sparsi, trofei e altri simboli della chiesa che compromettono l'eleganza settecentesca dell'edificio. Un documento riporta qual era la disposizione dei banchi nel Settecento, con i nomi delle famiglie a cui appartenevano. Alcuni di questi preziosi banchi sono ora conservati nella chiesa di San Lorenzo. L'organo del Nacchini, il miglior organaro al tempo in cui la chiesa fu ricostruita, è stato sostituito nel 1914 con uno strumento realizzato dalla ditta Zanin di Codroipo. Nel Duomo hanno trovato posto opere provenienti da quello precedente, tra le quali tutte quelle della Malteo. La tela, raffigurante una sacra conversazione con i santi Rocco, Apollonia, Cosma, Damiano e Sebastiano. È un dono della Malteo alla Chiesa per un voto, forse perché è salvato dalla peste. La tradizione vuole che abbia raffigurato se stesso nel San Rocco e la moglie in Santa Apollonia. La resurrezione di Cristo della Malteo, dove la figura di Cristo domina la composizione in cui si trovano le figure dei soldati con la pietra tombale al centro. La deposizione o compianto sul Cristo morto, opera della tarda maturità della Malteo. Nella cantoria furono collocati i suoi 5 pannelli, di piccole proporzioni, che narrano in sequenza il martirio dei santi protettori della Chiesa, San Vito, San Modesto e Santa Crescenzia, il cui culto nel Medioevo ebbe straordinario sviluppo non solo in Italia. Nel primo pannello San Vito libera il figlio dell'imperatore Diocleziano dallo spirito maligno. Per questo motivo il santo è invocato contro l'epilessia, comunemente detta ballo di San Vito.
Nel secondo pannello il santo si rifiuta di fare sacrifici agli dei. Nel terzo pannello i 3 santi patroni vengono bastonati mentre sulla città si scatena un temporale. Nel quarto pannello, più ampio degli altri, ci sono 3 scene distinte. A sinistra i santi escono illesi da un bacile di acqua bollente. A destra il santo ammansisce un leone, lasciando meravigliati i presenti. Nel fondo si vedono i santi legati e portati a un nuovo martirio. Nella quinta composizione un albero divide la deposizione dei corpi dei 3 santi dall'apparizione dell'angelo con la palma del martirio. In sagrestia una gloria dei santi patroni, probabile bozzetto preparatorio della Malteo per la pala dell'altar maggiore, andata perduta. Si vedono i 3 santi inginocchiati e dai loro piedi lo stemma del comune. I dipinti delle portelle che chiudevano le canne dell'organo, come porte di un grande armadio, ora sono collocati sulle pareti del presbiterio, sopra gli stalli del coro. La lavanda dei piedi, il dipinto di maggiori dimensioni, che si trovava all'esterno delle portelle. La Samaritana al pozzo e la Maddalena ai piedi del Cristo in casa di Simone il fariseo, che erano all'interno delle portelle e quindi visibili solo quando queste erano aperte. Nel presbiterio, con le opere della Malteo, si trova l'Estasi di San Francesco, una tela del 600 proveniente dalla residenza dei patriarchi in San Vito. Sempre nel presbiterio è collocato un crocifisso ligneo del secolo XVI, attribuito al De Honestis, recentemente restaurato. Un tempo era posto alla sommità del coro. Il Duomo fu dotato di mobili per la sacrestia e da allora custodisce preziosi paramenti, tra i quali una pianeta del cardinale Delfino, custodisce anche delle reliquie, tra le quali quelle dei santi patroni, in 3 vasi di vetro con coperchio d'argento, e le reliquie di San Bernardino da Siena. Una Madonna del Rosario, abbozzata dalla Malteo e portata a termine dal genero Giuseppe Moretto da Portogruaro nel 1588. Una tela di autore ignoto, con una interessante cornice intagliata raffigurante l'Assunzione della Vergine con i santi Carlo Borromeo e Giovanni Battista. Una Madonna con bambino in trono e 2 santi, di autore ignoto, forse del XVI secolo. Sempre in sacrestia, un medaglione di marmo con busto in bassorilievo, raffigurante Anton Lazzaro Moro. L'altar maggiore, di gusto barocco, apparteneva già alla precedente chiesa del 400. La parte superiore centrale, invece, è settecentesca e scolpita da Francesco Fosconi, scultore veneziano. Ai lati dell'altare sono collocate le statue dei santi patroni Vito e Modesto, come guardie d'onore dell'Altissimo Sacramento, opera degli scultori Giovanni e Giuseppe Mattiussi, altaristi al servizio del patriarca.
I Mattiussi sono autori anche dei 6 rinnovati altari laterali che conferiscono armoniosa solennità all'ambiente. L'impostazione di questi è data da una doppia coppia di colonne sormontate da capitelli corinzi. I loro fastigi sono ornati da statue di angeli e di putti. Entrando sulla destra, l'altare dell'Immacolata con i santi Sebastiano e Francesco di Paola, elegante composizione di Gaspare Diziani, della quale esiste un disegno preparatorio al Museo Correr di Venezia. Particolarmente raffinata la figura del giovane, con ai piedi il cimiero, la faretra, lo scudo e l'angioletto che gioca col segno del martirio. Il demonio cinge la terra grifagno. Sopra il confessionale si trova una copia del Tiziano del martirio di San Pietro. L'originale è andato distrutto nell'incendio del secolo scorso della Basilica di San Giovanni e Paolo a Venezia. Proseguendo, nel secondo altare a destra sono raffigurate le Anime Purganti, opera di Francesco Zugno, pittore veneziano del Settecento, discepolo del Tiepolo. L'altare, uno dei più interessanti, è dedicato alle anime del Purgatorio, raffigurate anche nel bassorilievo del Palliotto in marmo bianco. Nel quadro, a sinistra, appena illuminata dalle fiamme del Purgatorio, è rappresentata un'urna con lo stemma del delfino, committente dell'opera. Nella pala del terzo altare a destra è raffigurata la Madonna del Carmine con i santi Nicolò e Giuseppe, opera di Gaspare Diziani. San Nicolò qui è raffigurato con 3 arance d'oro. La tradizione vuole che egli le avesse regalate a 3 fanciulle che, cadute in miseria, erano costrette a prostituirsi. Nel primo altare a sinistra la pala di Lodovico Pogliaghi, pittore milanese fra 8 e 900, noto per il portale del Duomo di Milano. Rappresenta la Vergine Maria con Sant'Anna e San Gioacchino. Qui i genitori insegnano a Maria a leggere e a scrivere. In questo altare, in origine, si trovava la tela attribuita a Francesco Zugno, che fu rimossa perché troppo rovinata e appesa alla parete destra della navata. Anche questa raffigura lo stesso tema di Sant'Anna o l'educazione della Vergine. Il culto di Sant'Anna, proposto nel Settecento, testimonia di una sensibilità nuova all'interno della Chiesa, nella quale la donna comincia ad avere un suo ruolo ed accede ad una cultura riservata una volta solo all'uomo. Della famiglia Altan, il secondo altare a sinistra è dedicato alla Madonna di Loreto, con i santi Giovanni Battista e Nicolò o Pietro Alessandrino, con una pala proveniente dal vecchio Duomo di Alessandro Varotari, detto il Padovanino. L'altare ha finissimi marmi, tra cui 2 colonne di colore verde antico, molto pregiate. Notevole è il Palliotto a pietre e marmi policromi incastonati, della scuola del Corbarelli. È un probabile altare personale del patriarca, assieme a quello delle anime purganti. La pala raffigura il crocifisso ed è attribuita a Francesco Zugno.
Ai piedi del Cristo, San Giovanni ed un gruppo di pie donne che sorreggono la Madonna svenuta. Questa serie di opere fanno del Duomo di San Vito una preziosa pinacoteca, dove arte e storia hanno lasciato un segno tangibile. Il Duomo, luogo di culto e preghiera, è importante punto di riferimento per la vita di ogni sanvitese.